Salve a tutti, benvenuti qui a Soundtrack City Plus con Massimo Privitera e Marco Testoni. Non lo dico neanche più io. Allora, siamo diciamo in questo format che ci siamo inventati estivo per riscoprire, no, dei classici, dei grandi classici della filmografia, ma soprattutto delle colonne sonore del cinema. Oggi andiamo a parlare, Massimo, di un film che a me personalmente, quando ero giovane, mi ha veramente Lasciato il segno. turbato perché stiamo parlando di, eccolo lì, Betty Blue. Musiche di Gabriel Yared, ma in particolare questo film è diventato, e questa volta a volte si abusa del termine iconico, però questa volta c'è proprio, perché il tema principale di questo film è diventato veramente un must, ecco, dal punto di vista proprio, è di quei temi che rimangono appunto nell'immaginario E di poi tutti. ha lanciato la carriera di questo grandissimo compositore, colto, eclettico e straordinario, a dir poco. Certamente sì. Allora, due parole sul film. Allora, il film, il titolo italiano è Betty Blue, ma in realtà il titolo francese era, oddio, non so come si dice in francese, i numeri 37 e 2 Le Matin, che si riferisce praticamente alla temperatura corporea di una donna in attesa, in dolce attesa. Tutto basato sulla storia d'amore tra questi due personaggi veramente un po' borderline, Zorg e appunto Betty Blue, interpretata da Béatrice Dalle, mentre da una fantastica superlativa Béatrice Dalle, mentre lui era Jean-Hugues Anglade. Il film, la direzione e il regista era Jean-Jacques Benoît, che peraltro è scomparso proprio quest'anno, nel gennaio del 2022, quindi ci fa piacere anche riscoprire questo film per questo motivo. La storia, la sinossi brevemente, come dicevo, una storia struggente di due personaggi ai limiti, lui che è una sorta di bagnino factotum di un villaggio balneare, lei che è una ragazza molto particolare, molto da un carattere pieno di vita, ma dentro con una malattia interiore che la consumerà nel corso del film. Una donna che cerca di essere vicino soprattutto ai sogni del suo uomo, che vorrebbe essere un romanziere, e che quindi cercherà di regalargli questo sogno, di far sì che il suo libro venisse pubblicato da degli editori, che lei cerca ossessivamente ma non riesce nella sua intenzione, e piano piano entrerà in un gorgo drammatico da cui alla fine non ne uscirà. Un film, ripeto, struggente, che consiglio tutti di vedere, con questa colonna sonora che è la rappresentazione massima proprio di questa storia, perché dentro questo tema c'è sia il sentimento che il dramma, c'è un po' tutte e due. C'è anche questa sorta di astrazione da questo sentire ma non poter sentire effettivamente proprio nella sua essenza, quindi è anche secondo me è anche uno dei temi più astratti che si poteva creare da quel punto di vista proprio della sensazione umana, dell'astrazione umana. È veramente uno di quei temi che aderisce perfettamente, come quando noi diciamo, no, quel tema lì, solo quel tema lì poteva andare su quel film lì, ecco. Questo è uno dei casi proprio tipici, proprio dei casi più emblematici. Massimo, parlaci te un po' invece dal punto di vista delle altre informazioni di questo film. Allora, io parlerò di questo Gabriel Yared, che tra l'altro è un compositore che ammiro tantissimo, che ho avuto la fortuna di fare intervistare a mio collega ex socio Maurizio Caschetto su colonnesonore.net nel 2008, e ci rilasciò questa intervista molto piacevole. Tra l'altro era un periodo in cui era venuto a mancare da poco uno dei suoi grandi amici con un rapporto straordinario, che era Anthony Minghella, regista britannico, quello che, se ben vi ricordate, Il paziente inglese, Il talento di Mr. Ripley e non solo.
Tutte colonne sonore che ha realizzato Gabriel Yared. Infatti è uno di quei connubi diventati strafamosi nella storia della settima arte. Ma Yared, parliamo di questo personaggio particolare, a tutto tondo, simpatico, intelligente, molto sensibile, molto riservato, un regista, scusatemi, un compositore, tutto fuorché che è un musicista ordinario, come dicevamo, nato a Beirut in Libano nel 1949 e prima di imparare come autodidatta lo studio del pianoforte, frequentò una scuola di gesuiti, poi si trasferì, incominciò a peregrinare e andò dopo a Parigi a vivere in Brasile, a Rio de Janeiro, dove si innamorò follemente della musica brasiliana e dei suoi musicisti e cantanti e divenne un bravissimo arrangiatore e frequentatore proprio con una mini band di proprio questi artisti, una band di 6 persone che si esibiva in tutte le parti del Brasile. Tornando poi a Parigi, che poi è diventata, diciamo, la sua città d'adozione, Yared incomincia questa attività di arrangiatore, orchestratore molto intensa e collaborando con autori del calibro di Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, Michel Jonas, François Hardy e tantissimi altri. Tra l'altro ha lavorato anche con Mina in Italia per arrangiare il suo famoso album orchestrale Mina canta Lucio. E da quel momento in poi comincia a frequentare quello che poi diventerà il suo lavoro primario, il mondo della musica applicata alle immagini, lavorando nei primi anni '80 con Jean-Luc Godard, scrivendo per lui la colonna sonora di Si salvi chi può, La vita, e poi incomincia a frequentare Jean-Jacques Beinet, di cui tu poco fa stavi parlando, arrivando ad un successo europeo ma anche oltreoceano con questa partitura dapprima dello Specchio del desiderio e poi soprattutto con la famosissima Betty Blue. Da quel momento in poi lo chiamano da tutte le parti del mondo, registi francesi d'oltralpe ma anche d'oltreoceano, e incomincia a lavorare con Jean-Pierre Mouchy, Olivier Assat, Bruno Nuiten, Philippe de Broca, ma non solo, Robert Altman che lo chiama per ben 2 volte consecutive per Beyond Therapy e Vincent e Tio. Ma diciamo che questo connubio che è entrato nella sua vita in maniera preponderante lo ha scosso a tal punto, quando poi è venuto a mancare Minghella, è nato quando Yared incominciò a musicare con Jean-Jacques Annaud il film bellissimo, questa storia d'amore molto particolare, un po' alla Lolita, L'amante, colonna sonora straordinaria. Minghella lo vuole subito e lo chiama per Il paziente inglese, che fa giudicare, oltre al film, 8 premi Oscar, ma proprio a Yared del primo Oscar per la miglior colonna sonora. Da quel momento in poi Minghella e Yared stringono questa amicizia di cui vi parlavo, molto profonda, che andava anche ben al di là dell'aspetto peculiarmente lavorativo, professionale, e insieme fanno Il talento di Mr. Ripley, un thriller incredibile, dove c'è anche Fiorello, non so se vi ricordate, Ritorno a Cold Mountain, un film sulla guerra civile americana, con Nicole Kidman, e poi un film, Complicità e sospetti, molto particolare, del 2006, che è, tra l'altro, è l'ultimo film prima della scomparsa prematura di Anthony Minghella, che ha lasciato poi, come dicevo, il segno nella vita di Yared. Ma Yared ha scritto anche con le sonore perché a un certo punto lo chiamavano solo per film sentimentali e strappalacrime, e allora scrisse le musiche per City of Angels, Le parole che non ti ho detto, Autumn in New York e Possession di Neil LaBute. Un compositore veramente incredibile, e ci tengo in questa chiusura di questa, diciamo, descrizione di una carriera prolifica e bellissima a farvi vedere e consigliarvi queste 2 raccolte bellissime. Allora, questa qui è Gabriel Yared al Festival di Ghent, che è uno dei più grandi festival al mondo dedicato alle colonne sonore, dove rieseguono con la Bruxelles Philharmonic diretta da Drick Brosset e tutte le colonne sonore dei vari ospiti invitati di volta in volta. Questo album contiene 2 CD e c'è veramente il meglio del meglio della filmografia di Yared, tra cui una delle colonne sonore più agognate dai fan di Yared, che non è stata a tutt'oggi pubblicata perché è una rejected score, cioè una partitura rifiutata.
quella di Troy di Wolfgang È Petersen, vero. dove poi fu sostituito in una settimana proprio di corsa dal compianto James Horner. E Troy è una colonna sonora straordinaria, per quando uno vuol dire che non è solamente un compositore Jared di film sentimentali e strappalacrime, ma può anche scrivere colonne sonore della grandezza sinfonica, epica, eroica, una colonna sonora straordinaria, perché appunto avere la possibilità di poter ascoltare la colonna sonora originaria di quel film lì. E poi questa raccolta ha tutti i pezzi originali, anche questa 2 CD, dove c'è di tutto e di più, tra l'altro anche film italiani come La Romana, ma c'è veramente di tutto e di più qua dentro. È una raccolta stupenda, tutti i pezzi originali, quindi veramente un lavoro incredibile e una figura sfaccettata. Allora, io direi di tornare a Betty Blue e in particolare al tema principale, quello che dicevo appunto prima, iconico, Ça la va Betty. Magari i più giovani che ci seguono non lo hanno mai sentito, o forse l'hanno sentito e non lo riconducono a questa colonna sonora. Noi ve lo facciamo sentire. Ho sempre cercato di individuare i credits, no, di questa colonna sonora, ma ahimè pare che è molto difficile trovarli, vero Massimo? Addirittura non ci sono... nemmeno nel libretto del CD originale o del vinile, quando è stato stampato pochi anni dopo, vi risultano crediti attribuiti all'aspetto musicale. Quindi si desume che abbia tutto suonato lui, o che magari o chissà, o come al solito magari session man che hanno suonato non vengono indicati. Di sicuro quando uscì questa colonna sonora, a tutti colpì il suono di quella che secondo me credo sia una melodica e non una fisarmonica, come uno pensa erroneamente, cioè ovvero quello strumento che si suona da bambini, che si suona anche a fiato. Ecco, tutto questo potrebbe essere appunto legittimo, che questo è uno strumento, è la melodica, anche perché il primo strumento poi che ha suonato, con cui fu avviato alla musica Gabriel Yared, fu la fisarmonica. Quindi, morale della favola, andiamoci invece a sentire questo tema eseguito da Gabriel Yared stesso, però al piano, sì. Ok? E quando volete andatevi a sentire invece l'originale, che peraltro viene suonato anche diciamo dal vivo durante il film, tra i due protagonisti, mentre lui, Zorg, sta al pianoforte. C'est le vent Betty. So I took those two clues I had. She can play one finger, he can play something a little more elaborated. But in order to stay in his fingering and in his, in his possibilities, I tried to get as much closer to Debussy. I remind you, it was. So I wrote for him this. And he repeats all the time. And when she comes, he's playing. She plays. Just a scale. Now it's more difficult. And then I wanted her to play the blue note. That's it. And again. Which bring this blue note, the blues. And then when of course I play it with the guitar, it goes da 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 da. It becomes different. That's the story.
grande fascino, dai, grande fascino, anche se ripeto, questa è la versione di solo piano. Andatevi ad ascoltare l'originale, appunto, perché è fondamentale. Io chiuderei, Massimo, parlando delle ultime colonne sonore che ha realizzato Gabriel Yared, che magari tu ce le vuoi far vedere. Infatti, anche perché non le ho citate appositamente quando ho fatto la carrellata della sua carriera. Allora, noi avevamo fatto una puntata del magazine dove tu hai parlato straordinariamente bene del film Judy, quello su Judy Garland con René Zellweger, dove la colonna sonora originale è proprio di Gabriel Yared. Però ricordiamoci, c'è stato un film che ha riscosso un grandissimo successo, è finito perfino agli Oscar e ai Golden Globe, con la grandissima, da noi amata di casa nostra, Sofia Loren, che è La vita davanti a sé, è diretto da Edoardo Ponti, il figlio, dove proprio le musiche originali sono di Yared. Devo dire che questo CD, questa colonna sonora prodotta da Plaza Mayor Company, che è un label francese di Jacques Dejean, e devo dire che è molto molto bella, molto particolare. Potete andare a leggere la mia recensione su colonnesonore.net. Idem, proprio uno degli ultimi film che ha realizzato è Broadway, di questo regista che si chiama greco, che si chiama Christos Massalas, che viene considerato il Pedro Almodovar greco, per l'appunto. E devo dire che la colonna sonora è un mix nelle atmosfere fra Bernard Herrmann e Alexander Desplat. C'è un mix veramente, ma devo dire che Yared ha una grandissima caratteristica che mi ha fatto subito innamorare di lui, ancora prima di ascoltare Betty Blue, che è il fatto di saper subito mettere dal pentagramma sulle immagini delle melodie che ti entrano dentro immediatamente. Ha un grande gusto melodico, una grande capacità proprio di orecchiabilità e di scrivere dei temi subito d'impatto. Quindi questa è una cosa che non è di tutti. E io voglio ricordare che la colonna sonora, la track list di Betty Blue, che si ricorda per quel famoso tema Se le va un Betty, in realtà se andate a sentire tutte le tracce ne esce fuori ovviamente l'immagine di un compositore che già allora, stiamo parlando del 1986, era dotato di un eclettismo musicale incredibile. Tu mi dicevi, Massimo, che Galeotto fu un viaggio che fece, se non sbaglio, in Brasile, dove venne a conoscenza non solo ovviamente della musica brasiliana, ma anche della musica leggera in generale, no? Sì, e infatti diciamo che poi quando realizzò questa colonna sonora, e viene chiamata proprio una colonna sonora dal punto di vista proprio eclettico, variegata, perché c'è di tutto, c'è il rock, c'è il pop, c'è la samba, bossa nova, c'è anche un valzer, c'è anche il jazz. C'è anche il jazz, quindi veramente è una colonna sonora. Infatti poi Anthony Minghella, che adorava proprio la musicalità e le compositiva di questo straordinario Yared, lo vuole per l'appunto per questa sua sfaccettatura multiforme. E infatti una delle ultime collaborazioni con il nostro compianto Anthony Minghella, Complicità e sospetti, diciamo che Yared fu contento di realizzarla perché tornò ai tempi, ai fasti di Betty Blue da un punto di vista compositivo, quindi mischiando diverse tipologie di generi musicali e collaborando con gli Underworld, che è un gruppo un po' particolare di musica anche techno, pop, elettronica. Allora, noi vi salutiamo, insomma, ricordandovi questo film e il compositore Gabriel Yared, uno dei capostipiti della scuola francese, perché di quella si parla sicuramente, e vi salutiamo io e il buon Massimo Privitera. Ok, ciao a tutti, al prossimo speciale. Buona visione e ascolto.